I ragazzi hanno proprio voglia di dire il loro parere, di dire la loro anche su temi importanti come la salute, il volontariato e la partecipazione sociale. E, ci stanno sorprendendo molto, c'è tanto interesse, tanta motivazione. È appena iniziato il viaggio di Avis nelle scuole del Veneto, non solo donazioni di sangue nel progetto Best Choice, ma i temi del benessere, dell'educazione e della salute con protagonisti giovani. L'iniziativa nazionale vede i donatori veneti capofila di un'operazione da 1 milione di euro. In Best saranno gli studenti a ideare una campagna informativa su temi caldi per le nuove generazioni e che saranno loro a scegliere attraverso un questionario. Abuso di sostanze, alcol, droga, bullismo, rapporto con il cibo e pure comportamenti sessuali a rischio. Non andremo a fare educazione all'affettività piuttosto che educazione sessuale, ma ciò che sviscereremo con i ragazzi è capire quali possono essere le conseguenze di comportamenti sessuali, no, appunto a rischio. Soprattutto quello su cui vorremmo incidere però è proprio comportamenti di stili di vita sani, anche in termini di fare attività fisica, quindi la prevenzione per avere appunto una salute in ordine. Questo è un tema che a noi interessa molto anche come donatori di sangue. La prima scuola a iniziare il percorso con Avis sarà l'Istituto Nightingale di Castelfranco, poi seguiranno altre 9 scuole in tutto il Veneto. Per Avis, che da anni entra con regolarità nelle aule per promuovere la cultura della solidarietà, si tratta di una nuova sfida. Si cerca di uscire anche un po' dalla comfort zone della donazione e si cerca di andare anche su tematiche della salute che comunque riguardano il lavoro di Avis e quindi sono importanti, soprattutto per la fascia d'età su cui si va a incidere, che è quella dei 14, 16, 17 anni.